E sono 7 punti di differenza fra Femici Z Rugby Rovigo Delta e Argos Petrarca Padova. L'abbiamo visto alla guizza, l'abbiamo visto fortunatamente anche domenica scorsa, il derby numero 164 è rosso-blu. L'avete visto, l'avete capito, avete seguito, avete percepito insomma che la gioia si è diffusa alla grande in tutta la città e tra tutti i supporters. Benvenuti a Rugby House, alla vigilia di un altro match importante, ne parleremo oggi con i nostri ospiti. Per la prima volta a Rugby House abbiamo la seconda linea della Femici Z Rugby Rovigo Delta, Julien Libert. Ciao Julien, benvenuto. Ciao, buonasera. E abbiamo direttamente dal Gazzettino anche Paolo Romagnolo, ben trovato Paolo. Ciao Andrea, grazie a tutti dell'invito. Ok, Julien, partiamo con te. Il derby hai già capito che è una partita speciale per noi, col Petrarca. Sì, ho capito. Avevo conosciuto un po' il derby di Parigi, ma qua è proprio una bella cosa perché in Italia non si aspetta così tanto che due cite sono così appassionati da rugby e quindi veramente belle partite da giocare. E la differenza fra Stade e Racing è com'è rispetto a questo? Tipo Stade Français è proprio Parigi e Racing era più club un po' fuori da Parigi, ma sono più o meno due storie uguali. Cioè noi saremmo Racing in questo caso praticamente. Quelli un po' più campagnoli, no? No, non tanto perché Racing hanno tutti e due più un'immagine più vicino a Padova, bella città tutta. Ah, ok. Quindi vuoi dire che Rovigo No. insomma tanto bella? No, sto scherzando, ci mancherebbe. È stata una bella partita comunque domenica. Sì, sono molto bella, abbiamo visto che siamo anche capaci di giocare con un brutto tempo, manteniamo sempre il nostro gioco e ci divertiamo un sacco, quindi lavoriamo bene la settimana e si vede la domenica o il sabato durante la partita. Paolo, parola chiave, ci divertiamo un sacco. Sì, anche nelle dichiarazioni pre-partita, anche Matteo Ferro ha puntato tanto sul discorso del divertimento, vuol dire che il gioco che stanno provando da inizio anno non solo è efficace, ma dà anche delle soddisfazioni proprio in termini di divertimento. Penso sia essenziale e fondamentale insomma per raggiungere i risultati che stanno raggiungendo, anche perché una striscia di vittorie così lunga può anche essere frutto proprio del divertimento che loro trovano ad applicare questo tipo di gioco. Ecco, analizziamo anche l'altro aspetto. Domenica vuoi il derby, vuoi il primato, c'erano più di 2000 persone allo stadio. Era tanto che non vedevamo così tanta gente, Paolo, allo stadio, in regular season sto dicendo. Può essere anche frutto del gioco, di come vincono le partite? Penso di sì, è stato un bel segnale innanzitutto vedere tutta questa gente, insomma, però io l'avevo anche detto in presentazione della partita, se non arrivava un segnale in una partita di questo tipo, un derby, con le due squadre al primo posto in classifica, ci sarebbe stato un po' da preoccuparsi. Per fortuna le presenze insomma erano più che sufficienti. Io prendo sempre come punto di riferimento il dato ufficiale che c'era nel tabellino della partita di andata al plebiscito, che parlava di 3.000 persone, magari un po' gonfiato, abbastanza. Però diciamo il nostro veritiero rispecchia diciamo la realtà, e io lo considero insomma un bel segnale e come dicevi tu anche un segno che i tifosi vengono allo stadio non solo per vedere Rovigo che vince, ma per vedere Rovigo che gioca bene. Ecco Julien, io mi ricordo una fotografia, quando siete entrati in campo, mi ricordo che tu hai guardato proprio la tribuna. Sì, esattamente, perché anche io avevo sentito un po' tutta la settimana che ci sarà gente, ma questa volta era proprio impressionante. Ringraziamo i tifosi perché è proprio un bel sostegno. È stato piacevole, più bello. Beh, veramente, perché ho giocato a Colorno prima e senza mancare di rispetto c'era molto meno passione. Un stadio così pieno ti porta sempre qualcosa in più, quindi molto... Ecco, tra l'altro mi hanno riferito, non dico chi, ma è uno dello staff, che quando Mantelli fa il buco si sente proprio un boato dalla tribuna, no? Che viene su e dice insomma cose da pelle d'oca, no? Si può credere, sì, ci credo. Veramente piacevole. Allora, Julien, secondo te hai detto subito siamo riusciti a giocare bene anche con un campo che non era perfetto per noi e non ci metteva in una situazione di comfort.
per cui Rovigo che sa adattarsi. Sì, alla fine non è di adattarsi, è che abbiamo anche con tutte queste vittorie in fila abbiamo la fiducia con noi, quindi continuiamo a provare a giocare perché abbiamo visto che alla fine è questo che funziona, quindi giochiamo lo stesso tutti i campi. Dopo succede scusami, di sbagliarci, fare qualche avanti, ma se non fai avanti può anche dire che non provi a fare niente. Su un campo così tanti allenatori ti diranno di tenere la palla, mettere pressione al piede, ma alla fine noi penso che non siamo neanche capaci di fare questo gioco perché non lo facciamo mai dall'inizio dell'anno, non è mai stata un'opzione, quindi alla fine il nostro gioco è così, ci divertiamo e si vede che alla fine abbiamo i giocatori per fare questo gioco. Penso che la squadra, le scelte di portare i giocatori secondo me sono anche state fatte per questo, perché abbiamo anche tutti gli avanti che sanno giocare con la palla a mano, quindi Bene. è veramente più divertente, anche porta felicità di venire qua all'allenamento perché sappiamo che non veniamo a fare solo mischie e mall, quindi bello, sappiamo che giochiamo sempre a rugby. Io ho anche la visione che mi piace, quindi È un po' un gioco un po' alla francese, no? Quindi è un po' più... in questo periodo non so, ma No, vabbè, lascia stare, però storicamente voglio dire. sì, storicamente sì. C'è Tolosa questo anno che dopo 5-6 anni un po' più giù stanno tornando a muovere la palla così tanto, quindi Comunque è in linea con quelle che sono le tue caratteristiche, soprattutto. alla questo fine gioco. anche è vero che io mi piace tanto avere la palla, cercare di fare i pass offload, quindi è vero che mi corrisponde bene questo gioco, anche per questo penso che mi diverto, ma è la verità perché... Ok, Paolo, qual è stato il momento chiave del match secondo te domenica? Secondo me è stato già fondamentale dopo 1 minuto e pochi secondi trovare la prima meta, perché già per il Petrarca giocare al Battaglini e che si faccia subito in salita così, già quello secondo me è stato un momento importante. E l'altro momento importante secondo me è quando il Petrarca ha provato a rientrare in partita nel secondo tempo, però di fatto non mi risulta che sia mai riuscito a passare la linea di meta il Petrarca, perché l'unica meta è venuta una meta di punizione, per cui penso sia stato quel momento in cui il Petrarca ha prodotto il massimo sforzo per riaprire la partita. Rovigo ha resistito e quella è stata, diciamo, la chiave. Non si è mai chiusa la forbice e poi Rovigo tra l'altro nel finale ha cercato anche di rispedire il Petrarca fuori dal break, quindi ha dato un bel segnale, insomma, anche di tenuta fisica, per cui secondo me sono quelli 2 momenti che hanno generato la vittoria del Rovigo. Per te, Julien? Sì, raggiungo il suo punto, perché è vero che parliamo tanto dell'attacco, il vero gioco, ma alla fine abbiamo anche visto che non si sono creati quasi nessuna occasione. Vuol dire che veramente abbiamo una difesa che aiuta, dobbiamo anche puntare questa cosa, perché tanta gente vedono solo l'attacco, che ci facciamo passaggi tutto, ma quando non abbiamo la palla siamo sempre in capacità di recuperarla e non siamo quasi più mai in difficoltà. Ecco, facciamo una cosa, andiamo a vedere gli highlights, rigustiamoci le immagini della bella vittoria della Fenice Z Rugby Rovigo Delta nel derby numero 164, poi rientriamo, magari facciamo ancora qualche battuta sul derby, perché poi domenica, quindi fra 3 giorni, ci sarà una sfida difficile, dura, al Quaggia, con Mogliano. Basterebbe dire 164, ovvero il numero delle sfide fra queste 2 squadre, per dissipare qualsiasi dubbio riguardo alla legittimità nel definirlo l'unico e il vero, the one and only derby d'Italia dall'ottobre del 1948, 25 scudetti in campo, ma sicurezza che non c'entra niente con rugby, con le tifoserie, che sia chiaro. No, è una sicurezza, chiamiamola edile. Ecco, perfettamente. Allora sarà una battaglia, questo è poco ma chiaro. Rovigo subito muove con Denis Majstorovic, prova all'interno di Riera, arriva al sostegno di David Odiete, messo giù da Tommaso Coppo.
Diego Antl ancora placcato alto da Riera, non so se vede l'arbitro Mitrea, tutto regolare per lui, per cui continua con Rovigo, con Alberto Chillona, Matteo Ferro il capitano che va a percuotere, palla che scoppia, Federico Pavesi riesce a domesticare il pallone, c'è una knock-on da parte della squadra del Petrarca Padova, per cui ricomincia con Matteo Canali, il cross kick di Leo Mantelli che prova ad andare a imbeccare Massimo Cioffi, sostegno esterno da parte di Edo Lubian. Cioffi perde gli appoggi e questo campo potrebbe mettere più in discussione la capacità offensiva del Rovigo rispetto alla copertura difensiva del Petrarca. Sì, perché ricordiamo ovviamente chi non è della zona che sia venerdì che sabato Rovigo è stata coperta da una grossa pioggia. Intanto il buco di Lamantelli, sostegno di Matteo Ferro fuori, si gira Trotta, taglia fuori Matteo Ferro, dritto in mezzo ai pali. La meta della FMCZ Rugby Rovigo Delta dopo 1 minuto e 13. Chiamato a ricoprire lo slot numero 10 in questo derby d'Italia numero 164. Non può mancare la trasformazione per Rovigo. 5+1. Niber, ancora Petrarca che non contesta, fanno il giro, provano, vediamo l'arbitro cosa decide che la mall era formata, per cui fuori gioco, massima concentrazione, potrebbe entrare sulle bandierine. 10-0 Rovigo, appunto il campo non permette lo stesso tipo di gioco, però è come situazione in Scozia. Congratulazioni a tutti gli azzurrini che hanno avuto questa grande performance, non entra Strepitoso, non migliore ha fatto un'annata straordinaria. Meniti Ippolito, forse corta ma giusta, probabilmente è corta la liberazione di Leo Mantelli. E qua il peso del pallone di cui ti parlavo, Antonio, inizia a far sentire anche un po' di fatica, Antonio, secondo me. Sì, assolutamente sì. Rovigo mette 3 difensori a coprire la profondità con Cioffi, Angelini. E ottimo lavoro di Cioffi, il buco di Marcello Angelini, va via anche sua, serve un sostegno per Rovigo con Edo Lubian che strappa dalle mani di Simone Ragusi. Se muove Rovigo veloce potrebbe far male, in realtà lo fa ma non in maniera efficace. Leo Mantello, bravissimo Riera a mettere tantissima pressione ad Antl, che ha fatto proprio quel passaggio che ha dovuto far sì che Mantelli andasse a recuperarlo. Rovigo nei 22 con Thor Alvorsen a cacciare Gerosa. Diego Antl finta, poi va adesso in questo momento con Cadorini. Canali non dà la fluidità, non riesce ad aprire il pallone, per cui dritto per dritto con Chillon che attacca lui, prova a stare in piede, non ci riesce, pallone che arriva a Nico D'Amico, ancora lì ai 5 metri Rovigo con Diego Antl, atterrato da Andrea Meniti Ippolito. Vediamo la scelta, Matteo Ferro va a sfidare Mancini Parri, Marcello Angelini, la palla per Cioffi. Vediamo la scelta dell'arbitro, vediamo cosa dice. Meta per la FMCZ Rugby Rovigo Delta. Non avevo visto il pallone bene sotto al corpo di Cioffi e quindi ho detto no, perché rincorsa di Mantelli, vediamo se il pallone infila l'H, palla che fatica ad uscire. Ma mia Cugini decide di andare lui quando c'aveva ancora 3 compagni all'esterno e solo Antl e Barino a difendere la linea. Vantaggio per il Petrarca nella trincea, pallone che esce, misunderstanding clamoroso con un calcio di punizione in favore. È un giallo questo di Barion e il giallo all'estremo. Vediamo cosa dice. Da qua per me Rovigo giocherà i prossimi 10 minuti in inferiorità numerica, secondo giallo per Rovigo al 25esimo. Questi saranno i 10 minuti in cui probabilmente si deciderà la partita. Sì. No. Meta tecnica, meta di penalità, Antonio. Eccola qua. Meniti Ippolito è buono sulle bandierine, rientra nel break il Petrarca. 8 minuti nel gioco alla mano del Petrarca, ha portato avanti tantissimi palloni. Menettina, un grande placcaggio su Ragusi, i tifosi dicono avanti, in realtà il pallone è scivolato indietro. Un'altra collisione da parte di Cannone, l'ennesima. Ancora Benettina, la palla di Diego Antl, Goldina esce dal frontale rispetto ad Edoardo Lubian, palla direttamente in out, finita. C'erano in avanti, partita finita. La FMCZ Rugby Rovigo Delta batte
il Petrarca Padova per 17-10 nel derby numero 164, derby d'Italia. Partita bellissima, 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 un'ottima apertura del Rovigo, ma poi un Petrarca che non si è perso d'animo, che ha ricominciato piano piano su quelle che sono le sue sicurezze, una buona difesa che si è riorganizzata. Vittoria bella, vittoria che dà morale, vittoria che fa aumentare le aspettative ovviamente e dà gioia a tutto il popolo rossoblu. 2 vittorie in un derby nello stesso mese, o meglio a distanza di 3 settimane, era un qualcosa che forse non capitava da anni, ma dà fiducia a tutto il movimento rossoblu che si è presentato alla grande allo stadio Mario Battaglini domenica scorsa. Paolo, da un punto di vista mediatico è un derby che ha lasciato praticamente di tutto e di più. Noi credevamo di riposarci, invece negativo. Però insomma siamo abituati, ha fatto parlare moltissimo. Voi l'avevate preannunciata la cosa? Noi del Gazzettino l'avevamo preannunciata. Spieghiamo cose che magari ci capiamo solo io e te. Magari sì, no, se vuoi ne parliamo. No, anche insomma, ovviamente ci stiamo riferendo allora, alla possibilità della no contest, della mischia. Il Gazzettino in settimana aveva odorato, ovviamente gli informatori segreti che arrivavano dalla Guizza avevano detto guardate che c'è questa opportunità. È andata bene. Avete degli ottimi informatori allora. È andata bene. Sì, quell'episodio lì fa discutere perché ci sono delle immagini insomma che possono essere interpretate in modo diverso e va bene, se ne parla, insomma se ne parlerà fino alla prossima partita, poi magari rispunteranno fuori al prossimo derby e via che si va, che sarà magari il playoff, tutto normale, diciamo. È derby. Ecco, ti volevo fare una domanda da addetto ai lavori su tutto questo chiacchierio extra Rovigo Padova che c'è attorno a questo derby. Gli striscioni, la no contest, i cori, la nostra provincialità, la loro che ne so cosa. Cosa ne pensi? Perché sono passati 4 giorni e non... Cioè, sì che c'è il Sei Nazioni anche, però si alimenta sempre polemiche, si alimenta sì, sempre è una calamita per tutto qua. Se c'è da parlare di qualcosa se ne parla in abbondanza, dopo chiaramente ci sono le opinioni più disparate su tutti gli episodi e diciamo è un po' allo stesso tempo il bello perché caratterizza questa partita come nessun'altra in Italia. Però onestamente sotto qualche punto di vista si va oltre il limite. Ma per te è legittimo che qualcuno da fuori questo contesto Rovigo Padova si metta a giudicare? Cioè è giusto per un appassionato di rugby o questo è un ambiente in cui o ci sei e capisci le dinamiche o è meglio starsene fuori? Direi la seconda che hai detto, perché solo uno che magari si è visto qualche derby, ha letto qualche pagina di storia di questa partita, può avere una visione realistica e lucida di quelli che sono i significati che si porta dietro la sfida tra Rovigo e Petrarca. Commentare da fuori, magari senza conoscere, dopo aver visto solo qualche partita dell'Italia in televisione, forse non è la cosa più giusta da fare, insomma. Per cui conoscendo quella che è questa realtà magari si riescono anche a giustificare certi striscioni o certi sfottò, si riesce a trovare una ragione quantomeno, poi si può condividere oppure certo. No, però si riesce a capire perché succedono quelle cose. Soprattutto secondo me, dice, Esatto. sono d'accordo, ma non è che si dice... Esatto, ma senza tanti... Julien, tu ti aspettavi a livello proprio, diciamo, di tifosi, di supporter, ok, derby Racing, Stad, ma qua si sente veramente dentro questa sfida? Non so, a Parigi è la stessa cosa o qui, essendoci solo il rugby? No, a Parigi io l'ho giocato solo con il giovanile, quindi era più una sfida tra di noi perché alla fine ci conoscevamo. Fra giocatori quindi? Tra giocatori sì, perché ci conoscevamo tutti, quindi... L'avevamo anche, io ero tipo a scuola con 2 o 3 persone, anche uno nella mia propria camera perché dormivo a scuola e quindi tutta la settimana un po' così. E qui io che vengo dall'esterno è più una cosa, si sente che abbiamo una responsabilità che sembra veramente importante per la gente, quindi
Ben venga, insomma. Alla fine, per aiutarci, dobbiamo solo dirci che è una partita di rugby, quindi Hai ragione. alla fine rimane una partita di rugby e dobbiamo cercare, io come giocatore cerco anche un po' di... Sì, è importante, ma il più importante è quando fischia la finale che festeggiamo con loro, che quando entro stare più concentrati su una partita di rugby. Giustamente, no, hai ragione. Poi le visioni, no, sono strane, nel senso che le percezioni di quello che succede in campo è difficile, difficilmente c'è un approccio oggettivo. Cioè, vi faccio questo esempio. Noi che facciamo la cronaca della partita siamo stati criticati da alcuni tifosi del Rovigo perché eravamo anti-rovigotti e da quelli del Petrarca perché eravamo troppo rovigotti. Per cui, cioè, per carità, va bene tutto, ci sta tutto, però ti annebbia, cioè, perdi anche i riferimenti, per cui Ognuno vede la sua partita. o la sua bandiera, insomma, difende, ma ci sta, ma è bellissimo anche per questo, no? Quindi è un'esperienza assolutamente unica al derby. Speriamo capiti anche, insomma, a breve, perché tra l'altro a livello di contatti, quindi di persone che allo stadio, attraverso i social e attraverso la diretta della FIRA hanno seguito la partita, c'è un dato ufficioso ma che è abbastanza attendibile, siamo oltre le 15.000 unità, per cui vuol dire che insomma il derby anche fuori da questi confini è sentito particolarmente. Allora, c'è una cosa importante, siamo primi, ma non siamo primi da soli, siamo primi con il Calvisano e con Reggio Emilia. Tu, insomma, Julien, hai giocato 2 anni a color, no? Sì, 2 anni, sì. Comunque eri anche nella zona vicino a Reggio Emilia, insomma, ti aspettavi una squadra così performante? Io, per dirti la verità, non seguivo tanto Reggio, non seguivo tanto, per dirti, quindi non conoscevo il livello più o meno. Ma quest'anno, infatti, sono anche primi loro e che sono riuscito a fare una grande partita questo weekend, che hanno vinto a Rifiame, credo, Sì. anche con il bonus. Sì. E che noi abbiamo visto che era veramente una partita difficile di là. Quindi bene loro, poi abbiamo vinto di là, quindi settimana prossima le giochiamo, ma prima c'è Mogliano e quindi prendiamo partita dopo partita e vedremo. L'importante è continuare a vincere per stare primi e poi si vedrà. alla partita importante si vedrà lì chi ha più voglia. Certo. Paolo, allora, Julien dice, ok, siamo primi in 3, c'è Mogliano domenica. Mogliano che non sta passando un gran momento, ma qualche effettivo che gli rientra, e soprattutto sfida nella sfida, allenatori, il campo sempre un po' strano per noi, soprattutto c'è una sfida nella sfida che è la mischia. Secondo me il pacchetto, poi Julien ce lo dirà, Sì, certo. è stata forse l'unica squadra con cui abbiamo un po' sofferto all'andata, per cui secondo me qualche sassolino bisogna toglierlo, insomma. Tutto vero, però non mi convinci, nel senso... Non devo convincerti. No, però sì, sono tutte osservazioni giuste, però secondo me il pronostico è sbilanciatissimo. Mogliano viene da 6 sconfitte consecutive, Rovigo è lanciato dal derby, da un gioco che funziona, e poi non credo che il Rovigo di adesso sia quello che ha affrontato e battuto con qualche difficoltà il Mogliano dello scorso autunno. Allo stesso tempo Mogliano non penso che sia più la stessa squadra di allora, è una sfida tra 2 squadre che sono in classifica in posizioni completamente diverse e secondo me insomma non dovrebbero esserci grosse difficoltà insomma, per il Rovigo. Julien. Per esempio oggi abbiamo rivisto l'andata, come dici, sulla mischia, che siamo stati veramente in difficoltà contro di loro. Dopo aggiungo un po' anche che non sarà lo stesso Mogliano neanche lo stesso Rovigo. Abbiamo dimostrato che siamo capaci di vincere campi duri, Reggio, Calvisano, anche Sondona. Quindi
è un focus per la partita, ma non deve essere solo questo, non possiamo andare solo per vincere le Mischia, dobbiamo andare a fare il nostro gioco e portare la palla e continuare a giocare. E fare il gioco che avete sempre fatto. Sì, perché loro aspettano perché hanno bisogno di punti di sicuro, ma non dobbiamo solo concentrarsi sulla Mischia, è un punto importante, ma siamo anche capaci di vincere, abbiamo lavorato bene anche a questo punto, quindi sarà un'altra sfida di sicuro e speriamo un buon risultato. Bene, andiamo a sentire i rumors che arrivano dagli altri campi, tra cui anche Mogliano, per capire un po' di più di questa terza giornata di ritorno del top 12, massimo campionato di rugby domestico. Domenica alle 15 all'Acqua Cetosa arriva il Verona. La squadra giusta al momento giusto o la squadra sbagliata al momento sbagliato. Comunque la vediate, per la Lazio è il momento cruciale di una stagione. Dopo la sconfitta della scorsa settimana, i biancocelesti si ritrovano all'ultimo posto. La vittoria del Verona e del Valsugana ha invece rilanciato le due squadre venete verso la salvezza. Quindi adesso fondamentale per i ragazzi di Montella vincere e soprattutto fare 5 punti. Lo avevamo detto fin dall'inizio della stagione, i punti di bonus saranno fondamentali. Quindi unico obiettivo per la Lazio, portare a casa 5 punti, lasciando a bocca asciutta il Verona. Occhio ovviamente alla partita del Valsugana, potrebbe esserci un nuovo cambio in classifica per la lotta alla salvezza. Da protagoniste annunciate a grandi deluse, il passo può essere breve. Petrarca e Viadana si ritrovano a 4 mesi di distanza dal 13-19 dell'andata, che proiettò i tuttoneri patavini in vetta e diede un primo colpo alle ambizioni dei gialloneri mantovani. Oggi la situazione è piuttosto diversa. L'Argos ha appena perso il primo posto, dopo essersi laureato campione d'inverno, superato da Kawasaki Robot Calvisano, Valo Rugby Emilia e Femici Z Rovigo, che dopo aver eliminato gli storici rivali dalla Continental Shield, li ha scalzati anche dalla cima della classifica di top 12. Saccardo e compagni si ritrovano staccati di 3 punti dalle prime e danno il fiato sul collo delle Fiamme Oro, quinte a 4 lunghezze dal 15 di Padova. Per Viadana il cammino fin qui è stato molto più altalenante e sicuramente al di sotto delle aspettative. La squadra di Frati è all'8° posto, insieme a San Donà, con 25 punti in 13 partite, frutto di 5 vittorie e 8 sconfitte. Vincere al centro Geremia potrebbe essere la chiave di volta di una stagione finora deludente da parte dei mantovani. Particolare curioso, nonostante le 20 lunghezze di differenza in graduatoria, le due squadre hanno segnato lo stesso numero di punti, 250 ciascuna. Nettamente migliore la difesa petrarchina, la meno battuta del top 12 con 167 punti incassati, rispetto a quella viadanese che ne ha subiti 253. Interessante sarà anche vedere che mosse adotterà l'Argos per rimediare alle ristrettezze in prima linea, ridotta all'osso da squalifiche e infortuni, ultimo dei quali Rossetto, che appena tornato disponibile si è infortunato nel derby del Battaglini. Arbitrerà l'incontro l'arbitro Tomò di Roma, giudici di linea Rizzo di Ferrara e Toneatto di Udine, quarto uomo Giacomini Zaniol di Treviso. All'andata, in un Battaglini sempre più preoccupato man mano che passavano i minuti, il derby tra Femici Z e Mogliano rivelò al top 12 una squadra data per morta ancora prima dell'inizio del torneo e che morta non era invece affatto, vincendo i punti, un match chiuso poi positivamente da Rovigo al fischio finale. Quel pomeriggio quel Mogliano pareva un'orchestra capace di suonare di clava e di archetto, con un direttore in grado come pochi in Italia di tirar fuori il massimo dal suo gruppo, come Andrea Cavinato. A distanza di mesi, quel Rovigo è un altro Rovigo, ma soprattutto quel Mogliano è decisamente un altro Mogliano, impantanato in una crisi di identità che sta amplificando lo sfumato effetto sorpresa delle prime giornate, quando la mischia bianco-blu scendeva in campo a suonarle a tutti in chiusa, grazie ad una dinamica di ingaggio elaborata dal responsabile degli avanti Salvatore Costanzo, su cui puntuali non sono tardate ad arrivare contestazioni e segnalazioni agli organi arbitrali. A ragione o a torto, quell'area di gioco è stata sottoposta a verifiche particolari, di fatto riducendone la potenza di fuoco e togliendo un solido punto di riferimento al gioco moglianese.
qualche infortunio in corso d'opera, una maggiore considerazione da parte delle altre squadre ed un naturale scotto di inesperienza hanno confezionato così l'attuale situazione che vede il team trevigiano in fase calante, con l'ultima sconfitta in casa del Valsugana, partita da vincere ad ogni costo nel rollino di marcia verso la salvezza disegnato dallo staff, a certificarla dentro e fuori lo spogliatoio. A preoccupare in particolare l'atteggiamento disciplinare, perché davvero 23 calci contro, alcuni molto opinabili per carità, sono tanta roba, troppo per non alzare le antenne e per non rendere tremendamente plausibile che il match contro la migliore squadra del campionato al momento, vale a dire proprio Rovigo, possa allungare questo trend negativo. Il 15 di Casellato è tornato ai livelli di confidenza dell'anno dello scudetto, un telaio solido che sta metabolizzando al meglio la visione reguistica del coach ex Benetton, terreno fertile per l'esplosione di alcuni giocatori indecisi e rampa di lancio verso l'alto livello. Per parte sua Mogliano affronta il derby domenicale con la consapevolezza che solo lo spirito, a metà tra l'umile e lo sfacciato sfoderato nella partita di andata, potrà in qualche maniera tenere gli equilibri. Così non fosse, la capolista farebbe quello che tutti pronosticano, una mezza passeggiata sull'erba soffice del Quaggia, mentre dall'altra parte l'orbita della zona retrocessione farebbe pericolosamente avvicinare il suo abbraccio mortale. Ultima parte di Rugby House, vi ricordiamo fra 3 giorni al Quaggia di Mogliano, terzo turno del top 12, il sostegno al Battaglini c'è stato, dovrà esserci anche a Mogliano appunto per questa sfida che potrebbe far mantenere, dovrà far mantenere Rovigo nelle zone alte della classifica. Allora, abbiamo detto che Rovigo è in coabitazione con Calvisano Reggio, un po' dietro Petrarca, sfilacciato dietro le fiamme, ma badiamo un po' noi stessi, guardiamo quello che abbiamo in casa nostra. Julien, io ho un'immagine di te, la prima immagine che ho di te è che corri attorno al campo appena arrivato, senza maglietta. Umberto Casellato, quando ti ho detto di venire qua, cosa ti ha detto? Visto che a te più di tanto non interessava, non conoscevi attorno cosa succedeva. No, alla fine Umberto stava anche un po' con l'Orno l'anno scorso, quindi io volevo non cambiare il posto, perché sono veramente stati 2 anni perfetti a Colorno e sento ancora la gente di là. Ma a livello rugbistico io volevo tornare a un livello un po' più alto e quindi Umberto mi ha chiamato a fine di maggio e mi ha fatto una proposta di dirmi vieni e faiti vedere per un anno e dopo vedremo, e quindi mi ha detto così, mi chiami tra 2 ore e mi dici una risposta. Ti ha dato il tempo per pensarti, no? Esattamente. È Quindi, diplomatico, ma Umberto, alla no? fine avevo sentito che Rovigo era una delle migliori squadre di eccellenza, quindi non ho esitato, è la cosa che volevo, giocare a livello più alto possibile, quindi non ho esitato. E Anche perché in squadra con te c'era Lucchin, Giovanni, sì, Pomo. c'era Giovanni Lucchin, Pomo, Matteo Canali anche Matteo Canali, che l'altra seconda aveva già linea firmato prima. e che lui aveva già firmata, quindi Sì. E poi conoscevo Massimo Cioffi perché la sua sorella gioca anche a Colorno, quindi ma di cambiare non mi faceva anche troppo paura. Alla fine ho lasciato Parigi per Colorno, un po' lo stesso, quindi... Cioè, scusa, parli di città, Padova, Rovigo e poi hai fatto Parigi per Colorno. Ecco, insomma, ricordiamo, tu sei cresciuto nello Stade. Sì, no, io ho fatto 8 anni a Racing e poi 2 anni a Stade Français dopo. No, io sono cresciuto più a Racing. E alla fine un allenatore che avevo in giovane è andato a Stade Français e mi ha portato con lui. E questo periodo onestamente non è andato benissimo perché non avevo la mentalità giusta, ma adesso nessun regretto, sono felicissimo qui in Italia. Quindi stai bene qui in Italia? Sì, molto bene. Bene, sono felice per te. Non voglio tornare in Francia, quindi per ora a posto, mi conviene tutto, anche qua la città. È misura d'uomo, tutto tranquillo. Tutto Ti fermano per strada? Come? Ti fermano per strada, la gente ti riconosce? No, non troppo, ma era un po' l'inverno, quindi sono stato a casa, ma sì, ogni tanto è già capitato, ma sempre parole gentili, quindi perché vinciamo anche, penso, ma no, perché mi avevano venduto anche questo di tifosi un po'
che ti potevano dire qualcosa, meglio di fare la spesa prima della partita, quindi no, per ora tutto bene, sono molto contento qua. Bene. Allora, diciamo che Julien è nella storia recente della Rugby Rovigo Delta una seconda linea francese dopo l'esperienza di Jeff, no? Quindi comunque è un'esperienza che è positiva per lui, è una cosa che a noi ci fa molto piacere. Cos'è che ti ha colpito di Julien vedendolo giocare? Intanto c'è da dire insomma che lui è venuto qua, raccoglieva un'eredità un po' pesante insomma per chi c'era prima di lui, lo sta facendo bene, secondo me molto bene, e mi piace l'intraprendenza che ha quando ha la palla, proprio cercare l'avanzamento. L'ha detto lui stesso prima insomma che è un giocatore a cui piace molto cercare insomma di guadagnare metri, palla in mano insomma. E già che ci sono gli faccio anche una domanda, visto che insomma stiamo sottolineando tutti gli aspetti positivi del Rovigo, però ce n'è uno che ci portiamo dietro da un po' di partite, che è la touche, e quindi visto che tu ci sei lì dentro, spiegati insomma dov'è che si può migliorare qualcosina, cos'è che magari non sta funzionando nel modo migliore. Franco Properzi dopo la partita di domenica ha detto che Rovigo ha dei giocatori di seconda linea e che sono molto bravi nel gioco aperto, e magari Rovigo guadagna molto in quelle fasi di gioco lì, e in touche manca un po' di esperienza. Dimmi tu se è quello o se c'è qualche altro problema. Sì, no, la verità è che siamo un po' così in touche, ogni tanto va bene, ma lavoriamo tanto, e più, secondo me, è più un problema forse di attenzione perché i movimenti li rifacciamo, abbiamo cercato anche di semplificare, abbiamo cercato di cambiare anche schieramenti per esempio, quindi è un lavoro non so come si dice, un lavoro che ci vuole tempo, e alla fine non ti dico che è una cosa che non conta, ma vediamo che riusciamo comunque a giocare, quindi dobbiamo continuare a lavorare, perché è vero che più le partite si avvicinano alla fine più saranno importanti, quindi sarà importante. Forse sarà un po' diversi dal punto strategico, quindi servirà di sicuro, ma lavoriamo per questo, vi assicuro, ma ogni tanto è vero che dobbiamo migliorarci. Non ho la soluzione magica, sino... Finché c'è solo un aspetto che magari è da correggere, tutti gli altri vanno bene, Ci può anche andare ci bene. può stare Sì, no. Però lavoriamo tutti bene, proviamo di anche impegnare più di giocatori per pensare un po' a tutto questo, quindi arriverà. Poi ci sono anche gli avversari, no? Perché Sì, studieranno... c'è anche le partite tipo Padova, sapevamo che avevano una buona difesa di touche, quindi abbiamo cercato nuovi movimenti. L'inizio della partita non è andato male, poi un lancio un po' alto, una palla che arriva nelle mani che scivola, poi il secondo tempo che sono usciti, quindi abbiamo meno altezza, quindi dobbiamo anche vedere dove siamo sul campo e che scelta fare, qual è la situazione, perché tipo prendiamo la meta tecnica perché perdiamo una touche a 5 metri, quindi concentrarsi un po' di più sulle opzioni che abbiamo. Quindi tu dici che è più un fatto di concentrazione che un fatto tecnico? Sì, perché tecnicamente alla fine giochiamo tutti a rugby da tanti anni, quindi sappiamo fare, ma è sempre il piccolo dettaglio che ti fa la differenza a questo livello, quindi basta di lavorare ancora. E forse è quella cosa che vi piace un po' meno fare? Cioè, nel senso... No, perché a me, per esempio, personalmente mi piace questa, perché più
per me la touche è più qualcosa nella testa che si pensa, è più un gioco contro l'avversario che una sfida fisica, tipo di entrare ed essere più forte fisicamente, più l'intelligenza. Quindi a me piace tanto e proviamo con Umberto, proviamo di portare, io ogni volta che vedo una video provo una nuova touche di tutte le partite del mondo, provo a mandare a Umberto, dopo ne parliamo, c'è anche Matteo Ferro, Matteo Canali, abbiamo Gabriele che è infortunato a questo punto ma che tornerà tra poco e che porterà anche un'altra soluzione, quindi è un lavoro che prende tempo ma non è che perdiamo tutte le pare, quindi... Allora, prima di chiudere ovviamente dobbiamo dare spazio ai nostri tifosi e Paolo scrive: Julien, ogni partita che fai migliori sempre di più, vuol dire che ti stai abituando al gioco di Umberto Casellato oppure ti stai amalgamando sempre di più con i compagni? Grazie. No, come l'ho detto prima all'inizio, è un gioco che mi piace tanto e che conviene a che giocatore sono. E poi è vero che dall'inizio dell'anno più avanziamo, più ci conosciamo. Adesso tipo Matteo Ferro so che va a fare più o meno sempre la stessa cosa, quindi so cosa aspettare, per esempio. E è vero che è un gioco che mi piace tanto così perché è un gioco di movimento, tutto, è più un gioco anche della testa, non è un gioco di sfida fisica, quindi dobbiamo più pensare a analizzare il campo e gli avversari che solo portare la palla avanti e essere più forti, quindi è qualcosa che mi piace e penso che sta andando bene. Bene, ora siamo in chiusura di Rugby House di questa sera. 3 giorni mancano la sfida di Mogliano, ricordiamo che in casa saremo il 17 di febbraio contro il Valo Rugby Emilia, però prima step nella Marca trevigiana. Grazie Julien per essere venuto. Grazie a voi per l'ospità E ci vediamo. ci vediamo tra poco. Paolo, come sempre, grazie mille di essere venuto. Grazie a voi, un saluto a tutti. E noi ci vediamo domenica al Quaggia, come sempre, ovviamente. Forza Rovigo, buonanotte.